Buongiorno, un saluto ai nostri amici telespettatori. Oggi la rubrica Family Salute e Benessere è dedicata, innanzitutto comincia prima, ed è dedicata in modo particolare alla situazione sanitaria della nostra regione, prendendo spunto dalla sigla dell'ipotesi di contratto dei medici. Un contratto, un rinnovo atteso da 10 anni. C'è chi a livello nazionale l'ha definito un accordo storico, almeno per quanto riguarda i rappresentanti del sindacato ANAO-Assomed. E con noi in studio c'è proprio il dottor Valtiero Fregonese, che è segretario regionale dell'ANAO-Assomed e che è appena rientrato da Roma, o perlomeno rientrato questa notte. Buongiorno, grazie per essere qui. Come è stato il viaggio? Bene, bene, sì, grazie. Sono quei viaggi per lavoro che non ti lasciano il tempo per fare altro. Sì, però è stata un po' di giornate convulse. È stata un'occasione veramente convulsa perché dovevamo arrivare ad una firma di questa intesa, una firma che era attesa da 10 anni, perché da 10 anni i medici dipendenti sono senza contratto. E quindi c'è stata una volata per arrivare, date le condizioni sociali, politiche del Paese, diciamo che bisognava arrivare ad un punto fermo. Questa preintesa... Poi mi spiega anche i motivi, no? Sì, sì, certo. Poi anche il fatto 10 anni, quindi 10 anni in cui gli stipendi hanno perso il 40% praticamente del valore d'acquisto. C'è stata una fortissima... Magari ci saranno i cittadini che dicono ma già i medici, perché in prima, no? Sempre sulle pagine dei giornali vengono pagati, vengono strapagati, non garantiscono i servizi, cioè siete sempre nel mirino in generale. La professione è una professione... A me piace fare chiarezza in la trasmissione. professione è estremamente difficile e diciamo anche a rischio per le conseguenze medico-legali, per le cause, per le aggressioni al personale sanitario che stanno diventando sempre più frequenti. Non si contano il numero dei corsi di autodifesa che si fanno per il personale del pronto soccorso, specialmente in tutta Italia. Le aziende sanitarie e i privati di essere arrivati addirittura a questo assolutamente livello. Sì, c'è un livello di aggressione, verso i sanitari che è preoccupante. Sì, questo lo sapevo, ma preoccupante. il fatto dei corsi antiaggressione? Sì, ci sono dei corsi, addirittura leggevo ieri che è stata fatta la proposta di usare dei giubbetti praticamente di protezione per chi lavora in reparti diciamo particolarmente a rischio, tipo i pronto soccorsi. Cioè stiamo arrivando ad un punto di tensione anche sociale molto preoccupante. Perché la tensione si alza perché evidentemente il servizio non viene garantito in maniera esaustiva, o nel senso che si attende troppo tempo, allora il cittadino si arrabbia. Ma in effetti c'è sempre, manca sempre di più la calma, la pazienza ormai. Perché in questi anni i bisogni percepiti di salute e le domande sono molto aumentate e invece l'organizzazione non è stata dietro diciamo, a queste richieste da parte della maggioranza della popolazione. Se lei mi chiede le cause sono molteplici. Carenza dei medici, perché abbiamo assistito ad una progressiva diminuzione, circa 10.000 medici in tutta Italia nel giro di qualche anno, l'invecchiamento dei medici, dei dirigenti sanitari. Questa diminuzione dei medici? Non c'è stato un turnover sufficiente. Cioè, quindi i calcoli fatti male anche per quanto riguarda i test d'ammissione nelle facoltà, ma soprattutto le specializzazioni. C'è stata una carenza di programmazione diciamo fallimentare da parte del Ministero della Ricerca e del Ministero della Salute che non ha garantito un numero di specialisti per poter avere un turnover, cioè la sostituzione di quelli che uscivano dal sistema. E quindi siamo in una situazione veramente a rischio, nel senso che molte strutture, molti servizi sono a rischio di chiusura. L'ultimo concorso che è stato effettuato in Veneto per 81 posti in pronto soccorso ha avuto soltanto la partecipazione di 8 medici. Udite. Non ci sono e questo è sufficienti estremamente specialisti. significativo. Ecco, Esatto.
Perché? Perché non ci sono posti in scuola di specializzazione o perché i ragazzi, i neolaureati non scelgono determinate specializzazizioni? Perché le ritengono più difficili o le ritengono specializzazioni che comportano troppa responsabilità, come d'altra parte il chirurgo, no? Quanti sono? Perché adesso c'è mancanza anche di chirurghi. Sì, sono vere tutte e due queste affermazioni. C'è una carenza di programmazione che è stata largamente insufficiente a monte e poi c'è quelli pochi che restano, scelgono delle specialità che sono, diciamo, meno rischiose dal punto di vista anche dell'impegno, della gravosità dei turni. Quindi faccio un esempio: pronto soccorso, la chirurgia generale, le branche chirurgiche rischiano di rimanere senza nuovi specialisti. Medici che lavorano in emergenza-urgenza, anestesisti, rianimatori, pediatri, però voglio dire è una carenza che riguarda trasversalmente un po' tutti i servizi. Calcoliamo che nei prossimi 7-8 anni... Tra l'altro lei parla con cognizione di causa perché lei è segretario regionale, però prima di dedicarsi interamente al sindacato ha lavorato per diversi anni come chirurgo vascolare, certamente. Quindi un bel impegno, anche lei si è sobbarcato notti, festività, Natale, Capodanno, Pasqua dentro. È un lavoro che richiede, parliamo di livello ospedaliero naturalmente, certo, poi anche parlando... gli ospedali sono diversi, nel senso c'è l'ospedale di riferimento, ci sono gli ospedali territoriali, quindi l'impegno può essere modulato in maniera diversa. Però i giovani spesso preferiscono dedicarsi ad attività meno rischiose e meno gravose dal punto di vista fisico. Vediamo anche una certa fuga di medici giovani che vanno all'estero, perché all'estero dove stendono loro tappeto rosso e raggiungono posizioni apicali nel giro di breve tempo. Noi perdiamo un sacco di risorse che impieghiamo per formare questi giovani medici, per specializzarli, poi questi vanno all'estero, ma anche ragazzi molto bravi, anche qui da Udine è successo, che si siano rivolti all'estero perché hanno prospettive di carriera e prospettive economiche che sono da 2 o 3 volte quello che riuscirebbero a prendere qui da noi in Italia. Allora, se un giovane che ha buone non occorre andare lontano, capacità, basta fermarsi in Europa per trovare situazioni Francia, economiche. Germania, Inghilterra, i medici italiani sono anche molto quotati e ricercati perché la preparazione è a altissimi livelli. Il fatto è che per ciascuno di questi medici specialisti che noi esportiamo, cioè che decidono di andare via, noi perdiamo l'equivalente del costo di una macchina di lusso, perché formare uno specialista giovane costa almeno 150.000 euro alle casse dello Stato, cioè alle tasse che tutti noi paghiamo. Ogni anno noi regaliamo all'estero dalle 1.000 alle 1.500 auto, non voglio citare la marca, ma auto di gran turismo di lusso, le regaliamo agli altri paesi dell'Unione Europea. Questo è il paradosso della situazione, perché qui da noi non ci sono ancora situazioni che permettano una buona carriera, un buon impiego delle loro capacità. Ecco, quindi ritorniamo alle carenze, pronto soccorso, persone che ovviamente devono andare in ferie, quindi non solo medici ma anche personale infermieristico, no? Quindi tutto un insieme di persone, quindi le difficoltà anche a organizzare. L'estate e le festività, anche le festività pasquali, festività natalizie, sono un momento molto critico per l'organizzazione dell'ospedale. Perché per garantire, anche le notti? Sì, per garantire il diritto del personale ad effettuare le ferie, e questo naturalmente riguarda più il comparto infermieristico perché i medici hanno un contratto, sono più elastici come organizzazione del lavoro, ma per quanto riguarda gli infermieri, per garantire il diritto alle ferie estive si sono programmate delle chiusure di certi reparti, esattamente le medicine, vengono ridotti i posti letto, vengono accorpati certi servizi e quindi quello che dovrebbe essere un periodo più tranquillo per quelli che rimangono a lavorare diventa un momento molto critico, molto critico. E il taglio dei posti letto, la riduzione dei posti letto implica appunto difficoltà anche ad accedere ai reparti. Con la difficoltà nei rapporti fra i diversi ospedali, questo è ancora
maggiormente acuito e sentito. Cosa che però in futuro, se proseguirà, se andrà in una certa direzione la riforma, Allora, dovrebbe essere, no? qui apriamo un altro grosso capitolo, un altro grosso argomento. La riforma che è stata proposta dal governatore Fedriga e dall'assessore Riccardi è una riforma che deve fare ancora i primi passi, perché è vero che l'anno scorso sono state delimitate, ideate delle nuove aziende, Sì. però queste partiranno dal 1° gennaio 2020, le nuove aziende diventeranno operative. I meccanismi operativi, i meccanismi cioè di funzionamento e del rapporto fra gli ospedali e fra le strutture territoriali, ancora non è stato delineato. Quindi noi siamo ancora sull'effetto trascinamento della precedente riforma. Io credo che questa riforma nasca sulla base di bisogni e di criticità che sono evidenti a tutti, una delle quali è il rapporto fra territorio e ospedale, la seconda è fra ospedali di riferimento e ospedali territoriali. I rapporti fra queste strutture devono essere ben delineati, perché a tutt'oggi, devo dire purtroppo, ogni ospedale, ogni ex azienda sanitaria lavora come se fosse completamente autonoma, disgiunta dalle altre realtà. Noi dobbiamo riuscire a superare questa situazione. E quindi come segretario regionale ANAO, Assomed, può farmi un commento anche sulla questione chiusura, appunto nascita Palmanova, riapertura alla Tisana? Allora, su questo... Se lo vuole fare, no, ma io posso fare... Io getto l'amo, poi vediamo no, ma se io, lei io ho anche vuole ho esprimersi. fatto dei comunicati stampa su questo argomento, perché, come dice il poeta, è la modalità che offende, cioè io non prendo partito né per il punto nascita di Palmanova né per il punto nascita di Latisana. Io non sto a parteggiare per uno dei due, dico solo le modalità con cui si è decisa si è fatta questa scelta sono modalità molto discutibili. Nel senso, andrebbe fatta una programmazione generale a livello della nuova azienda, che si chiamerà Azienda del Friuli Centrale e che coincide con la ex provincia di Udine, quindi da Tarvisio fino a Lignano ci sarà un'unica azienda. Benissimo. Nell'ambito di una programmazione delle attività poteva starci una scelta fra i due punti nascita. Quindi andava fatta, secondo noi, successivamente questa scelta. Seconda cosa, chiudere un punto nascita che ha quasi 800 parti all'anno, come Palmanova, per riaprire un punto nascita alla Tisana, dove da 4 anni l'attività era stata sospesa, non chiusa, ci crea qualche perplessità. Non abbiamo capito l'anello di collegamento tra mettere in sicurezza le strutture e la decisione di aprire un reparto che era fermo da 4 anni e chiudere invece uno che aveva quasi 800 parti all'anno. Le dico francamente che in tutti i contatti con l'attuale assessore, ma già dall'anno scorso, noi come associazione medica abbiamo sempre messo in primo piano la sicurezza. Sicurezza sia per i pazienti, per i cittadini, sicurezza anche per gli operatori. Non lo diciamo noi, ma ci sono degli standard di riferimento che vanno assolutamente rispettati, come quantità di lavoro, mole delle casistiche, eccetera, eccetera. Noi siamo stati i primi a chiedere l'applicazione di questi standard di riferimento, anche a costo di modificare i servizi esistenti. Però fra il dire dobbiamo assicurare la sicurezza e la decisione di chiudere Palmanova, a noi sembra che ci sia un anello che manchi. Non ci è stato spiegato, o forse noi non l'abbiamo capito bene, però l'anello di congiunzione fra questi due diversi aspetti non ci è stato chiarito. Noi siamo critici per questo aspetto, senza voler prendere, come le dicevo, parte per uno dei due territori. Però devo dire che la conseguenza spiacevole è di aver scatenato reazioni da parte di due comunità, di due territori che si trovano uno contro l'altro armato con i trattori in piazza. Non è stata certamente un bello spettacolo per la politica, diciamo, regionale e per la sanità, per l'immagine che si vuole dare della sanità regionale.
Ci facciamo una piccola pausa, ci ritroviamo qui in studio tra qualche istante, rimanete con noi. Ed eccoci nuovamente in studio con il dottor Valtiero Fregonesi, che ricordiamo essere segretario regionale della ANAO Assomed. Ritorniamo al contratto, dottor Fregonesi, perché ci siamo persi, abbiamo cominciato, no, a commentare riforma, non riforma, chiusura, Palmanova, apertura, appunto, nascita, la Tisana. Ecco, allora, abbiamo detto all'inizio che l'ipotesi di rinnovo del contratto del personale medico arriva dopo 10 anni di attesa. Nella nostra regione interessa 2.400 medici. A livello nazionale i medici sono 130.000. E però ci sono anche i dirigenti, no? Ci sono, quindi per arrivare, insomma, in regione interessa complessivamente 3.000 professionisti, quindi ci sono 6.000 persone, no, chiedo scusa, 600 persone che sono invece dell'area, sempre nell'ambito sanitario. Allora, il contratto, in base alle regole nazionali, prevede che ci sia un'area unica in cui entrano i medici, i veterinari e i dirigenti sanitari. Quindi, ecco, veterinari e dirigenti sanitari fanno parte di questi 600. Esatto. I dirigenti sanitari sono i biologi, chimici, fisici, psicologi, fisici, e poi ci sono i dirigenti delle professioni sanitarie. Per le regole volute ancora dal ministro Brunetta, parliamo del 2009, l'area contrattuale sarebbe quella. Però il fatto è che noi da 10 anni eravamo senza contratto, il che significa che le nostre retribuzioni erano rimaste ferme a 10 anni fa e abbiamo calcolato che la perdita in termini di potere di acquisto è di circa del 40% rispetto a 10 anni fa. Ci sono voluti 15 mesi per arrivare a questa firma su questa preintesa. È una firma che, io non nascondo la verità, che ha suscitato polemiche, che sta suscitando ancora reazioni. Che poi non tutti i sindacati sono stati d'accordo, però il 78%. Esatto, il 78% delle rappresentanze sindacali ha detto di sì. Ovviamente non è un contratto perfetto. È un contratto però che, date le condizioni sociali politiche importantissime, quali? In che contesto si Nel contesto in cui... Di cosa avete paura? Ma andava fatto, dopo 15 mesi di trattative, bisognava arrivare ad un punto fermo, anche perché non sappiamo quale sarà il futuro dell'attuale governo. Dovremo aspettare comunque la firma della Corte dei Conti e del Consiglio dei Ministri, per cui bisognava assolutamente concludere. Io ho sempre sostenuto a tutti i livelli che un contratto bisognava farlo. Qualche sindacato si è opposto, non ha firmato, però diffondendo delle notizie che non sono assolutamente veritiere, perché noi le stiamo smontando tutte una per una. E quindi quali sono le notizie vere? Le notizie importanti sono che si è voluto dare un segnale importantissimo in questo contratto per favorire 3 categorie, diciamo. La prima categoria è i giovani, perché i giovani hanno un riconoscimento economico che prima non avevano e che adesso hanno dal momento in cui vengono assunti. Quindi per loro è una grossa progressione in termini anche economici. Poi viene privilegiato, viene garantito soprattutto chi lavora... Posso dire, una sorta di ritorno al futuro? Sì, perché una volta i medici si laureavano ed entravano subito a lavorare, c'era questo periodo di 6 mesi in cui erano in prova e poi seguivano tutto un iter particolare. Sì, questo è un aspetto particolare. Anche per la scuola di specializzazione, perché mentre lavoravano frequentavano la scuola di specialità. In due provvedimenti di legge a cui noi abbiamo fattivamente contribuito, è prevista la possibilità per gli specializzandi, cioè i medici in formazione all'ultimo anno, nel secondo provvedimento il quarto e quinto anno, cioè gli ultimi 2 anni, che possono essere assunti nelle aziende per entrare nelle corsie, per poter cominciare a lavorare, prima ancora della specializzazione. Cosa che una volta facevano subito appena laureati, senza avere la scuola di specializzazione. Esattamente. Allora, però il riconoscimento del contratto va ai soggetti più giovani, a quelli che stanno entrando, ed è un investimento per il futuro.
Certo. per il futuro di questo nostro servizio sanitario pubblico, perché la nostra associazione si è sempre contraddistinta per la difesa del servizio pubblico, quindi degli ospedali, dei distretti, degli ambulatori, tutto quello che voi potete trovare anche nel panorama sanitario pubblico regionale. La seconda categoria che è stata privilegiata sono i medici che lavorano nell'emergenza-urgenza, quindi con una retribuzione, con un trattamento, un riconoscimento economico specifico per loro, i turni di notte che vengono pagati di più, i turni di reperibilità. Voglio dire, Quindi potrebbe servire essere uno specchietto per le allodole? Beh, specchietto per le allodole io non userei 120, è una battuta che sto facendo. Comunque, questa terminologia. Comunque però 120 euro lordi, diciamo. 120 euro lordi per sì, notte? Per notte come riconoscimento per chi fa il lavoro in pronto Cioè, soccorso. è un incentivo per chi... È un piccolo riconoscimento in più. Terza categoria, le donne. Le donne medico che hanno all'interno di questo contratto trovato un riconoscimento in due aspetti specifici, cioè nel riconoscimento del loro diritto ad avere le ferie estive, esempio, Sì. non nel periodo del 1° giugno al 30 settembre, ma nel periodo che coincide con la chiusura delle scuole, in maniera da permettere una maggiore conciliazione tra lavoro e vita familiare. E poi un altro aspetto, insomma, che favorisce sempre il fatto che il lavoro femminile medico sarà sempre più esteso in futuro. Perché basta vedere quanti si laureano, esatto, no? Il 60%, La maggior parte donne. Il 60% delle donne dei medici che si laureano sono donne, e queste entreranno a pieno titolo nei reparti, in tutti i nostri ospedali, per cui il riconoscimento di certe non sono privilegi, sono tutele specifiche proprio legate alle loro condizioni di mamme e di... Si è pensato alla famiglia. Si è legato anche a questo. Quindi è un contratto che non è ovviamente perfetto, ha delle caratteristiche però estremamente positive, perché ti permette di avere una base di partenza per il prossimo rinnovo contrattuale. Vorrei ricordare che questo contratto riguarda 2016-2018. Oggi siamo il 25 luglio del 2019, quindi è stato rinnovato quando ormai era scaduto da mesi e mesi. È una base di partenza per il prossimo contratto. Il pubblico dirà, ma nei riguardi della gente cosa cambierà? Cambierà nel senso che noi abbiamo sempre fatto sindacato con una stella polare. La stella polare è stata quella non solo della sicurezza per i pazienti e per gli operatori, ma anche di dare delle proposte e dei contributi per una migliore organizzazione del lavoro, il che significa che i servizi, come sono delineati, come dovranno essere in futuro, hanno sempre avuto da parte nostra massima attenzione. Noi non siamo il sindacato che difende i medici indipendentemente, noi difendiamo la sanità pubblica, le strutture pubbliche, che sono quelle che si spera devono prendersi carico anche per il futuro, insomma, della salute di tutti quanti. Quindi avere un contratto nuovo... Non è un caso che abbiate puntato soprattutto sui giovani. Assolutamente. E poi anche su questa nuova figura, anche la premialità, ossia sì. Determinate professionalità, determinate eccellenze possono essere, almeno così è previsto, possono essere premiate sì. In termini economici e in termini di riconoscimento. Vorrei dare un dato che fino al 2025, per un discorso anagrafico, il 50% dei medici oggi presenti e medici e dirigenti sanitari oggi presenti in servizio cesseranno dal servizio, cioè andranno in pensione. Ci sarà un ricambio generazionale enorme. Ecco perché abbiamo voluto investire soprattutto perché adesso hanno mediamente... No? il 50% ha più di 52-53 anni e siamo la classe medica dei dirigenti sanitari più anziana, più vecchia d'Europa. Tutto questo perché non c'è stato un turnover, cioè una sostituzione efficace, efficiente nel tempo, in questi anni. È rimasto tutto bloccato. Allora scontiamo una popolazione medica e dirigenti sanitari più vecchia, quindi noi vogliamo dare un apprezzamento per il lavoro dei più giovani, proprio in vista di un aumento, ecco, della loro presenza. Se ci accontentiamo dei ritmi attuali, io credo che molti servizi rischieranno di rimanere senza medici.
Anche qui in Regione ci sono dei servizi che vengono affidati a cooperative. Cioè, ad esempio? Il punto di primo intervento di Sacile e anche Spilimbergo ci sono dei medici gettonisti, cioè medici non dipendenti delle aziende sanitarie che vengono pagati a gettone. In Veneto molti pronti soccorsi, in Veneto faccio l'esempio di Rovigo, tutto il servizio del 118 di emergenza urgenza è gestito da cooperative private, non dall'azienda sanitaria. Comunque qui nella nostra regione è circoscritto a... È circoscritto, Sacile, per il momento è circoscritto. Però Sacile e Spilimbergo. Spilimbergo, poi ci sono 2 medici che erano stati assunti al Burlo Garofalo con un gettone, voglio dire. Noi vorremmo che questo tipo di impiego non ci fosse, perché la garanzia che dà... E c'è il rischio che si diffonda? Assolutamente sì. Noi vorremmo che il medico, che il paziente si trova di fronte al pronto soccorso nei reparti, sia dipendente delle aziende pubbliche, perché questo dà un livello di garanzie estremamente elevato. Estremamente elevato. Sulle cooperative, sui servizi affidati ai privati, parlo di servizi sanitari, sì, certo. Non stiamo parlando delle pulizie, no, ho capito, della lavanderia, dell'ospedale, stiamo parlando di servizi sanitari. C'è una sentenza del Consiglio di Stato che vieta di affidare servizi di tipo sanitario a privati, vieta alle aziende. Io vorrei che questo fosse ben chiaro, questo nell'interesse soprattutto del cittadino che si rivolge alle aziende sanitarie. Questa è una cosa estremamente importante. Quindi le cose non sono drasticamente, con questo nuovo contratto, questa intesa, non sono drasticamente cambiate, sono sicuramente migliorate rispetto al passato. Quando saranno effettive? Perché adesso ci vuole la Corte dei Conti, no? Il parere della Corte dei Conti e poi il Consiglio dei Ministri. Noi prevediamo Quindi? Primi mesi del 2020. Perché per il comparto, per esempio, ha aspettato 7 mesi per la registrazione del contratto. Io spero che siano molti di meno, però arriveremo al 2020. Nel contratto sono previsti dei meccanismi, naturalmente, che non sto qui a spiegare, certo. Però voglio dire, le obiezioni che qualcuno fa a questo nuovo contratto sono, e lo dico ufficialmente, sono risibili. Sono risibili, perché molte notizie che stanno circolando sono false, e noi abbiamo dimostrato che sono false, e si cerca di ingenerare nei colleghi, medici, dirigenti sanitari, delle paure che non hanno motivo di esserci. Siamo giunti al termine di questa chiacchierata appunto con il dottor Valtiero Fregonese, che ricordiamo essere segretario regionale della ANAO Assomed. Grazie per essere stato con noi. Grazie a voi telespettatori per averci seguito e noi con la rubrica Salute e Benessere ci vediamo martedì prossimo sempre alla stessa ora. Arrivederci. Grazie a voi per l'invito.